Dal vostro osservatorio, questi ragazzi e anche le famiglie, cosa cercano? Beh, diciamo che dopo un primo disorientamento sono alla ricerca di una professionalità e di un loro spazio originale nella società, nella comunità in cui vogliono comunque essere protagonisti. Da una parte tecnologie sempre più avanzate, dall'altra un mondo del lavoro dove la manualità viene sempre più premiata. Ecco perché incontri tra ragazzi, famiglie e istituti scolastici come quello che si svolge in questo fine settimana a Maser diventano essenziali per formare le donne e gli uomini di domani. E perché dietro a questa iniziativa ci sia anche l'impegno delle amministrazioni comunali. Come i comuni della Pedemontana del Grappa e della Solano riteniamo che sia importante dare ai nostri ragazzi la possibilità di scegliere diversi futuri e capire quale sia il futuro migliore per loro. Impegno che vede da tempo anche la Chiesa in prima linea per dare risposta alle famiglie in un tempo estremamente confuso. Siamo di fronte a una grande sfida. Vacillano tutte le strutture, da quella familiare, da quella sociale, e anche la scuola è un po' in sofferenza e quindi si sta stringendo i ranghi e si stringono i denti per non mollare questo compito fondamentale, perché se i ragazzi sono sempre meno a casa, a scuola ancora vanno. Scelte importanti, tra l'altro, in un tempo dove la denatalità rischia di far sparire intere comunità, come sottolineano i dati del comune di Maser. La denatalità per il 2023-2024 al momento ha inciso per il 25%. Un bambino in meno ogni 4 nati, numeri allarmanti che impongono attenzione sulla formazione delle nuove generazioni per progettare un futuro possibile senza dover emigrare. Ecco allora l'importanza della varietà negli indirizzi scolastici. Voi offrite sia tecnologia sia manualità, ad esempio con il settore della bellezza. Qual è il prevalente dal vostro osservatorio e dall'osservatorio dell'Irigem? Beh, diciamo che riusciamo a dare una risposta a tutte e due le richieste, sia la richiesta di una professionalità più manuale, più adatta a un lavoro di tipo artigianale, ma anche una professionalità più specifica legata all'informatica, alla progettazione e alla ricerca delle nuove tecnologie. L'importanza di una scelta scolastica giusta significa soddisfazione ed entusiasmo prima nell'apprendimento e poi nel mondo del lavoro. Io ho scelto operatore informatico alla scuola Irigem di Rosà perché è diciamo, un lavoro che vorrei fare da grande e mi piace da quando sono bambino, mi piace tipo il mondo dell'informatica, capire i componenti all'interno del computer, sicurezza informatica e tutto quanto nell'ambito dell'informatica.